È l'ultima fatica del girone d'andata che segna anche l'inizio del 2025 sul sintetico dello stadio Lopresti di Gallico. Va in scena il big match della 15ª giornata del campionato d'eccellenza calabrese. La Reggio Ravagnese ospita la capolista DGS Praia Tortora. Sono appena 3 i punti che dividono le squadre, con i ragazzi di Mister Misiti che cercano l'aggancio dopo la sconfitta per 3-2 subita contro la Gioiese. Di contro gli ospiti stanno disputando una grande stagione, ma nell'ultima giornata sono stati frenati per 2-2 dalla Paolana. Arbitra la partita il signor Alessandro Russo, sezione di Cosenza, assistenti Mattia Roberto e Antonio Plutino, entrambi di Lamezia Terme. Inizia il film del primo tempo con le immagini a cura di Mirko Giacopello, con l'occasione del Praia Tortora. Maitini da buona posizione manda sul fondo, poi al 15esimo è Pedrone che dalla sinistra si accentra, calcia, trova la respinta di Currà, poi si avventa Puoli che manda in rete, ma è tutto fermo per fuorigioco. 22esimo, cross di Crucitti allontanato dalla difesa, c'è un Rudy che la rimette dentro per Baldè, che riesce in qualche modo a metterla a disposizione del compagno Ielo. 1-0 Reggio Ravagnese, è un gol importante, è il gol che sblocca il match di Gallico, ma al 26esimo viene espulso Cordova, secondo il direttore di gara, per un intervento a palla lontana. Rimane in 10 uomini la Reggio Ravagnese, si fa maledettamente complicata, però c'è un super Currà strepitoso su Pedrone che si era portato la sfera alla grande in area, ma il portiere della Reggio Ravagnese difende altrettanto bene. Minuto 37, attenzione a Crucitti che manda in profondità per Baldè, da buona posizione però trova soltanto la parata di Colella. Finisce così il primo tempo, Reggio Ravagnese avanti nei confronti della capolista Praia Tortora, ma Reggio Ravagnese in 10 uomini per l'espulsione di Capitan Cordova. Nel frattempo è entrato Foti, 48esimo, lancio in profondità di Zuccalà per Baldè che viene steso, così sembra evidente l'intervento, il fallo da ultimo uomo per tutti, non per il direttore di gara che lascia proseguire tra le grandi proteste della Reggio Ravagnese. Minuto 50, cross di Pedrone per Poltero che di testa non trova lo specchio della porta. Minuto 59, cadono le resistenze della Reggio Ravagnese con Maitini che dalla distanza beffa Currà. Adesso a Gallico è 1-1, la capolista riesce a ruggire contro la Reggio Ravagnese. 60esimo, Praia Tortora che adesso cerca il gol del vantaggio con Lentini che la alza oltre la traversa. 61esimo, Bert per Rivadero, va a triangolare con Pedrone, va a calciare sempre Currà che riscatta prontamente l'episodio nel gol subito con questo intervento in calcio d'angolo. Al 64esimo entrano Puntoriere, Battaglia e Maesano, escono Ielo, Marcianò e De Marco. Mister Misiti cerca la rivoluzione dalla panchina. Minuto 68, calcio d'angolo sul secondo palo, sbuca Foti di testa per Maesano, va a calciare debolmente da pochi passi, viene favorito Colella. Minuto 72, rimessa di Maesano per Battaglia, la prolunga su Baldè, entra in area di rigore. Attenzione perché c'è questo intervento di Gonzalez, non viene ravvisato nemmeno in questo caso, e anche in questo caso ci sono tante proteste della Reggio Ravagnese. Due episodi che possono essere molto pesanti nel corso di questo match. Nel frattempo entra Meriadò per Scoppetta al 75esimo. Arriverebbe il gol, quello del vantaggio della Reggio Ravagnese, ma viene tutto annullato per un presunto fallo di Maesano sul portiere. Minuto 79, Praia Tortora per Puoli, il cross colpisce di testa, non impensierisce Currà. Minuto 91, ancora un tentativo di traversone della Reggio Ravagnese. Puntoriere cerca Verducci che in aria in qualche modo trova Battaglia clamorosamente tra le braccia del portiere. Termina allora così a Gallico il big match del campionato di eccellenza calabrese, 1-1 tra Reggio Ravagnese e Praia Tortora. Tra le proteste, amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.